Comandante Amadori, allora per la prima volta una manifestazione sportiva entra in una base aerea, una base militare. State lavorando da un anno, penso manchi ancora tanto. Come vi state organizzando per questo particolare evento con la partenza della tappa da Rivolto? Beh, è chiaramente un grandissimo orgoglio per noi, un grandissimo impegno organizzativo e logistico. Stiamo lavorando, come ha detto lei giustamente, da oltre un anno per la definizione dei dettagli. Chiaramente c'è un lavoro dietro per la parte di sicurezza per permettere al pubblico, a tutta la gente di entrare in maniera ordinata all'interno della base, ma nel contempo anche garantire una cornice di sicurezza ai corridori che chiaramente saranno poi impegnati nella tappa e siamo verso la fine del giro, quindi immagino. Si sconquasserà un po' quella che è la tradizione militare con una grandissima festa, nonostante voi siete abituati ad avere il grande pubblico anche in occasione delle varie manifestazioni che voi fate. Sicuramente la base di Rivolto, il secondo stormo, è abituata a gestire eventi del genere, basti pensare che di fatto la tappa del giro che parte da Rivolto tira la volata a quello che sarà l'evento della pattuglia, il 60 anni dell'anniversario di 60 anni di pattuglia, che sarà il 19-20 settembre, sempre a Rivolto. Comandante Farina, siamo abituati a vedere l'esibizione delle frecce tricolori, ma lì in quel momento poi voi giocherete in casa, perché nel villaggio di partenza immagino ci possa essere qualcosa dedicato al grande pubblico che sarà lì ad aspettare proprio voi con il grande tricolore magari lasciato sopra la base di Rivolto. Sicuramente ci sarà una parte di esibizione delle frecce tricolori in occasione della partenza, della tappa del Giro d'Italia. Noi siamo ospiti del secondo stormo, in quanto il secondo stormo ci dà tutto il supporto logistico e amministrativo, dà tutto il supporto logistico e amministrativo alle frecce tricolori, e per noi sarà un'occasione unica quella di poter connettere il mondo dello sport, in questo caso il ciclismo, con il mondo aeronautico e il mondo delle frecce tricolori. Quanto il ciclismo e le frecce tricolori possono avere qualcosa insieme? Immaginiamo che i vostri piloti si allenino al pari di quanto si possa allenare un ciclista lungo le strade dell'Italia. Sicuramente l'addestramento fa parte così come nel ciclismo, quindi c'è tutta una preparazione pre-tappa, pre-giro, c'è tutto un addestramento per quanto riguarda le frecce tricolori, un addestramento invernale nel nostro caso, che porta poi alla stagione delle esibizioni. Un addestramento continuo, un allenamento continuo che si fa durante l'inverno ed è alla base un po' dell'aeronautica militare. Tutto l'addestramento, tutto il lavoro dell'aeronautica militare è fatto prima, c'è tutto un addestramento. Le frecce tricolori si addestrano, ogni pilota delle frecce tricolori vola 2 o 3 volte al giorno durante le fasi invernali per esibirsi poi durante la stagione estiva. Di sicuro il giorno della tappa ci sarà un'esibizione delle frecce, stenderemo il nostro tricolore che rappresenta appunto la nostra nazione, il Giro d'Italia, l'Italia, l'aeronautica militare insieme in questa giornata particolare.